Amici sportivi, si avvicina il weekend di campionato per il calcio dilettantistico di casa nostra. Parleremo di calcio anche questa sera. Intanto, buona serata a tutti voi che sempre più numerosi seguite questo nostro appuntamento fisso, quotidiano con l'informazione sportiva. Stasera parliamo del campionato di calcio di promozione. Ci spostiamo qui vicino, andiamo a Rosà per fare un po' il punto della situazione insieme al direttore generale del calcio Rosà, Federico Nichele. Buonasera. Buonasera Alex, buonasera a tutti. Allora, direttore carissimo, facciamo un attimo un piccolo bilancio, anche se il campionato non è ancora finito, insomma ci sono ancora diverse partite da giocare, c'è questo rush finale che potrà decidere non solo le sorti in vetta alla classifica, ma anche quelle chiaramente in coda, e anche poi delineare un po' la forma, le sembianze che prenderanno le squadre per la prossima stagione. Partiamo chiaramente dal Rosà, bilancio di come sono andate le cose finora. Rosà è a metà classifica, parte sinistra della classifica, vicino alla zona del podio. Soddisfatti o si poteva addirittura essere un po' più in alto? Allora, rispetto alle previsioni iniziali siamo in linea con quanto ci eravamo prefissati. Sicuramente ci manca qualche punto, abbiamo fatto una valutazione poco tempo fa con la dirigenza e manca qualche punto soprattutto con la parte bassa della classifica. Quindi stiamo capendo il motivo di questo e stiamo lavorando soprattutto per capire come migliorare questo aspetto che effettivamente ci ha visto non brillantissimi durante l'anno. Se vado a vedere invece le prestazioni contro le prime della classe, Eurocalcio, Favaro Veneto, Cadone, che è un'ottima squadra, abbiamo sempre fatto prestazioni importanti e abbiamo sempre raccolto punti, quindi questo ci fa capire che il gruppo di quest'anno è competitivo e ce la possiamo giocare con tutti, tranne la prima in casa con la Milanese, ancora parliamo di settembre, quando non eravamo ancora molto brillanti, dove effettivamente siamo andati in difficoltà. Per il resto ho visto una squadra assolutamente competitiva, che però ha perso qualche punto con le ultime della classifica, e questo è un aspetto sicuramente da migliorare. Punti persi contro, chiamiamole, le piccole, okay? Quindi contro quelle della parte bassa della classifica, per un po' di superficialità, un po' di inesperienza, visto che ricordiamo che Rosà ha tanti giocatori giovani e dà spazio ai giovani in squadra. Per quale motivo, secondo? Beh, credo non superficialità, perché non credo sia superficialità, credo sia nello sport quando non sei motivatissimo una domenica e succede dalla Serie A agli amatori, perché se sei in tutte le categorie magari non riesci a fare la prestazione che ti aspetti di fare, ed è una cosa fisiologica che capita a tutti, capiterà sempre a tutti. E sicuramente qualche giovane c'è stato che magari ha subito un po' di emozione nelle partite, però credo che anche le squadre avversarie, quando giocano contro di noi, mettono un muro davanti e giocano sulle ripartenze, e qualche episodio sfavorevole e ci ha visto effettivamente andare in difficoltà. Assolutamente. A questo punto, a poche giornate dalla fine del campionato, direttore, qual è l'obiettivo? Non potendo puntare alla promozione, insomma, in eccellenza, perché la matematica, insomma, non lo consente. Al di là di questo, un ottimo campionato del Rosà adesso, proprio perché si è fatto un ottimo campionato e non ci sono grandi stimoli appunto per salire di categoria, perché appunto mancano poche partite e insomma la classifica è quella che è. Come si giocano le prossime partite? L'obiettivo qual è? Beh, noi andiamo in campo sempre alla morte in tutte le partite, e su questo non abbiamo nessun dubbio, e vogliamo provare a fare più punti possibili per raggiungere posizioni sempre più alte in classifica, anche per dare un merito ai ragazzi di questo, e soprattutto dar spazio magari a chi finora ha trovato meno spazio. Abbiamo parecchi ragazzi giovani in rosa, sottolineo che gli ultimi 5 gol li abbiamo fatti con 2002, 2003, 2001, quindi questo è un segnale importante che abbiamo dato, però sicuramente è quello di fare più punti possibili, giocarcela contro le prime della classe, perché abbiamo davanti Favaro ed Eurocalcio, ma soprattutto cercare di far più punti per arrivare più in alto possibile in classifica. Potreste essere anche un po' i giudici di questo finale di stagione per quello che riguarda la vetta della classifica, no? Perché le prime della classe passano, insomma, da voi, le dovete affrontare. Alla penultima c'è il derby con l'Eurocassola, insomma un parere adesso non da direttore generale del calcio Rosà, ma da esperto di calcio, da conoscitore della categoria. Chi vince il campionato?
Alex, una domanda da 100 milioni di euro. Credo che effettivamente l'Eurocalcio abbia il destino nelle sue mani e questo è sempre un vantaggio. Quindi credo che se continua la marcia che ha fatto qui nel ritorno non penso possa avere problemi a salire di categoria. Però nel calcio non si sa mai nulla, però è padrone del proprio destino ed è sempre meglio essere padrone del proprio destino che attendere cosa fanno le altre. Assolutamente. E quindi assolutamente. il margine è ancora abbastanza importante. Anche perché abbiamo visto che questo campionato è stato un po' a fisarmonica, no? Si è aperto, si è chiuso, sembrava chiuso a dicembre, poi l'Eurocassola ha avuto un calo e si è riaperto clamorosamente, poi ha ripreso insomma un buon margine e adesso insomma si è virtualmente riaperto qualora il Favaro dovesse vincere la gara di recupero con il Dolo, se non sbaglio, e quindi andare a -6. Insomma, un finale scoppiettante. Parlando invece di futuro, direttore, per quello che riguarda la prima squadra, immagino che insomma stiate già lavorando per la riconferma dei giocatori che volete mantenere e anche per la costruzione, insomma, come idea almeno della squadra della prossima stagione. Quali sono i punti fermi? Confermare lo zoccolo duro, portare più giovani, far crescere la juniores? Qual è un po' la situazione? Allora, noi abbiamo iniziato a parlare in questi giorni con il direttore sportivo della prima squadra, Spes Geremia, che avrà il compito di formare il gruppo che andrà ad affrontare il prossimo campionato, e con la dirigenza. Sicuramente vogliamo dare continuità al lavoro fatto finora, ma perché credo sostanzialmente che la continuità ti dia risultati, la continuità nel tempo ti possa aiutare anche a crescere a livello proprio tecnico, tattico in campo. Non sono mai stato favorevole ai cambi totali, perché ripeto, i gruppi hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di lavorare assieme, c'è bisogno di conoscenza, i ragazzi hanno bisogno di conoscere lo staff, quindi andremo sicuramente verso una situazione di stabilità rispetto a quest'anno. Con i ragazzi stiamo iniziando in questi giorni a fare due parole per quanto riguarda il futuro, abbiamo il tempo necessario. Quest'anno il campionato andrà più lungo degli anni scorsi, quindi riteniamo opportuno cominciare a mettere le basi solide per l'anno prossimo. Però so che il direttore Spes sta facendo un ottimo lavoro per questo, quindi siamo estremamente sereni e tranquilli. Allora, quindi niente rivoluzioni, assolutamente diciamo così, no. niente rivoluzioni. Parliamo un attimo adesso di settore giovanile, perché insomma chi ci segue ed è informato lo sa, chi invece insomma non conosce bene la realtà del calcio rosà, è una realtà che è strettamente legata ai giovani, al mondo del calcio giovanile, ha una cantera importante, un serbatoio importante, tanti progetti importanti. Parlando proprio di questo, il futuro del settore giovanile, state già pianificando, programmando qualcosa in vista della prossima stagione, nel senso si prevedono, qualcuno dice cali di iscrizione in generale, altri invece dicono no, dopo quest'anno che insomma si è ripreso ci sarà il boom di tesseramenti l'anno prossimo, insomma state lavorando anche sul territorio per crescere ulteriormente? Allora, visto l'importanza che come società diamo al settore giovanile, su questo abbiamo già pianificato il futuro, abbiamo già le idee molto chiare, il gruppo di lavoro nostro è già formato per il 90%, quindi abbiamo già chiarezza massima su quello che vogliamo fare e sugli obiettivi che vogliamo raggiungere, perché senza obiettivi chiari non si va distante. Il gruppo dirigenziale dei ragazzi che ci avevano aiuto, Massimo e Giovanni, sono già all'opera, quindi il futuro è già ben delineato. La macchina è partita. La macchina è partita ed è già oleata. Noi quest'anno abbiamo avuto una diminuzione di tesserati molto relativa post obbligo vaccinale. Parliamo di una percentuale molto inferiore al 5%, quindi 1-2% hanno lasciato, quindi per noi è un ottimo risultato già questo. Per l'anno prossimo ci aspettiamo un aumento di tesserati che sta già avvenendo in questo momento. Ma più per l'attività di base o per la fascia agonistica? Secondo me sull'attività di base avremo numeri importanti, perché i genitori sono molto più tranquilli, speriamo siano molto più tranquilli a lasciarli andare. Sulla fascia agonistica è un'età molto complicata, perché l'effetto Covid sta impattando in maniera decisiva sulle età 14, 15, 17, 18 anni, e lì avremo un drop out clamoroso di gente che smette di giocare. Purtroppo non riguarderà il calcio rosà, ma riguarderà tutte le società. Certo. A proposito di regole, norme, adesso, il direttore ha citato l'obbligo vaccinale, eccetera, è uscito il nuovo protocollo, ne stiamo parlando da un paio di giorni, un protocollo che sostanzialmente resterà in vigore fino a fine aprile. La novità più importante è che insomma è concessa di nuovo l'opportunità di giocare e di allenarsi anche
ai ragazzi over 12 che non sono in possesso del Super Green Pass, come era richiesto prima, purché non utilizzino gli spogliatoi e le docce. Quindi si devono cambiare all'aperto, però possono allenarsi e possono giocare. Scelta giusta o addirittura è ancora troppo poco? È un ulteriore passo verso la normalità. Parlare di giusto o sbagliato credo sia ormai da bar. Il giusto e sbagliato in questa situazione qua non lo può sapere nessuno. Abbiamo vissuto una situazione che nessuno immaginava e che va ogni volta vissuta nel momento storico. È sicuramente un passo in più, almeno chi non è vaccinato può tornare a giocare. Certo. La gestione degli spogliatoi e degli spazi, mi immagino una domenica, è una situazione che potrebbe essere parecchio difficoltosa. Immagino il mister che parla a un ragazzo fuori, torna dentro, dalle maglie fuori, e il ragazzo dopo magari se piove si fa la doccia, non si può fare la doccia, magari sei a 70-80 km da casa, quindi durante la settimana la vedo una situazione facilmente gestibile, e durante la partita di campionato la vedo ancora una situazione particolarmente complicata da gestire. Ne stiamo infatti parlando su come affrontarla al meglio. La speranza insomma è che dalla prossima stagione si possa tornare normale, partire con la regolarità, con la normalità. Parlando di futuro, settore giovanile eccetera, parliamo anche di un futuro prossimo, che è quello che vedrà il Rosà impegnato nelle varie fasce d'età in tornei, competizioni e quant'altro. C'è da parlare anche del win-win. Facciamo un attimo il punto della situazione, abbiamo 2 minuti fra tornei e appunto il win-win. Che cosa prevede l'immediato futuro? Allora, abbiamo deciso quest'anno invece di andare a fare tanti tornei, di farceli noi. Ecco. Quindi abbiamo 7 domeniche occupate allo stadio di Rosà, dove il nostro super organizzatore Guerrino Fabris sta mettendo in piedi una macchina imponente. Cominciamo il 24-25 aprile, abbiamo 40 squadre da tutto il Veneto. Credo che anche se per il comune di Rosà è un ottimo momento per mettersi in mostra. Le domeniche dureranno fino a metà giugno, praticamente ogni domenica avremo 300-400 bambini allo stadio. E poi inizieremo l'avventura win-win che ormai è un punto fisso dell'estate del territorio, e cominceremo con il camp a giugno, e già lì cominciamo ad avere già numeri importanti. Oltretutto il camp che è stato già fatto anche l'anno scorso, ad esempio, e anche prima, insomma, in piena, diciamo, crisi pandemica, ha avuto risultati eccezionali. Il camp negli ultimi 2 anni gestiti in maniera opportuna col Covid abbiamo avuto risultati molto molto importanti, siamo convinti di poterli ripetere. Quest'anno abbiamo inserito 9 persone, nuova linfa, lì siamo pronti e carichi, siamo già partiti quindi con le iscrizioni, quindi lì siamo proprio sul pezzo. Benissimo, e allora seguiremo l'estate rosatese, l'estate giallonera, insomma anche dei giovani, dei piccoli, dei grandi campioni del calcio Rosà, non solo, perché insomma sono tante le squadre che poi verranno, come diceva il direttore, a Rosà per questi tornei, per queste competizioni. 400 bambini a domenica, insomma, grosso modo è un bel numero, ed è anche un bel vedere, visto che insomma si va verso ormai la capienza al 100% degli impianti sportivi, quindi all'aperto. I genitori potranno finalmente di nuovo seguire da vicino i loro bambini, quindi insomma non c'è immagine più bella con cui chiudere questa puntata. Bambini, giovani, calcio, insomma un passo importante verso la normalità. Io ringrazio il direttore generale Federico Nichere del Calcio Rosà per essere stato in nostra compagnia. Appuntamento a domani sera, sempre con Sport in Casa.